Operazione dei Carabinieri del Rosso contro lo storico clan Moccia della Camorra, 59 gli arresti. Andrea Siano. È un duro colpo quello che i Carabinieri del Ros, il GICO della Guardia di Finanza e la Procura di Napoli hanno inferto al clan Moccia, attivo nelle zone di Afragola e Casoria, ma capace di tessere una rete di rapporti estesa fino alla Puglia. A capo dell'organizzazione, che aveva un'ala militare e un'altra imprenditoriale, i fratelli Angelo, Luigi e Antonio Moccia, oltre al loro cognato Filippo Iazzetta. Fra i destinatari delle 57 misure cautelari eseguite oggi anche Pasquale Finocchio, ex vicepresidente del Consiglio Comunale di Bari, e Andrea Guido, consigliere comunale a Lecce, nonché ex assessore all'ambiente dell'amministrazione salentina. Entrambi sono ai domiciliari. Finocchio per un presunto traffico di influenze nella mediazione con alcuni imprenditori, Guido per un'ipotesi di corruzione relativa a fatti risalenti al 2017. Secondo le indagini coordinate dai magistrati partenopei, i vertici del clan Moccia, anche da detenuti, avrebbero impartito ordini agli affiliati e si sarebbero serviti di imprenditori del settore recupero oli esausti e scarti di macellazione, dei grandi appalti ferroviari e dell'alta velocità, i quali ricevevano dai Moccia direttive e ingenti capitali di provenienza illecita. Il GICO delle Fiamme Gialle ha anche sequestrato beni e quote per 150 milioni.